12ª giornata del campionato Under 17 regionale. Ben ritrovati amici di Wisport Young. Siamo alle Terreforti di Villafranca per raccontarvi della sfida tra Villafranca Messana e Ionia Calcio Riposto. Da una parte la formazione di mister Giovanni Foti a quota 12 punti in classifica dopo il pareggio della settimana scorsa conquistato al Comunale di Giardini, risultato finale di 1-1. Dall'altra parte viaggia a vele spiegate la Ionia Calcio Riposto di mister Walter Muscolino a 17 punti in classifica in piena zona playoff dopo il 3-0 di 7 giorni fa contro il Gescal. Andiamo a guardare i 22 che scenderanno in campo grazie all'ausilio delle nostre grafiche. Occhio attento alla Villafranca Messana che schiera Marchese, Isgro, Pellizieri, Mundo, Cucinotta, Guglielmo, Bonfiglio, Barbaro, Bardetta, Spanò e Fiumara. Maglia rossa, inserti bianchi per la Villafranca Messana, maglia bianconera per la Ionia Calcio Riposto che attacca dalla destra, cross dentro, il colpo di testa, il pallone si perde sul fondo, nessun problema in questo caso per il portiere Marchese sul tentativo da parte di Laguzza. Ancora Ionia Calcio Riposto, conclusione dalla distanza, il pallone finisce la sua corsa sul fondo, calciato così da Bonaventura. Calcio di punizione ancora una volta per gli ospiti qui con lo giudice, si aspetta il fischio, parte lo giudice, sbrigola troppo con il mancino, il pallone finisce oltre la linea di fondo. Prima offensiva degna di nota per la Villafranca Messana e qui ci prova con Bardetta, un paio di rimpalli favoriscono l'intervento da parte del portiere Coco. Ancora Villafranca Messana, il pallone tra i piedi di Spanò, cerca spazio il numero 10, palla conclusione dalla distanza deviata, Coco poi mette in calcio d'angolo. Dall'altra parte corner anche per la Ionia Calcio Riposto, Marchese allontana, tentativo da parte di Musumeci che manda sul fondo anche in questo caso. Calcio di punizione per la Ionia Calcio Riposto, sul punto di battuta ci prova Bonaventura ma è bravo Marchese che va a deviare il pallone. Ancora 0-0 quando c'è un calcio di punizione per la Villafranca Messana dalla destra, ribattuto dalla Ionia Calcio Riposto che prova a ripartire, perde però un sanguinoso pallone e allora sull'out di destra può liberarsi al cross, deviato, ancora Isgro e il gol del vantaggio della Villafranca Messana. Ancora Isgro dopo il gol contro il Giardini firma quello del vantaggio della formazione di mister Foti proprio allo scadere del primo tempo. La Villafranca Messana si porta in vantaggio con il proprio difensore goleador Isgro. Vediamo se riusciranno a tenere il risultato anche in questo secondo tempo che si apre così. Calcio di punizione infatti per la Ionia Calcio Riposto che cerca subito il gol del pareggio, pallone dentro, una deviazione, il tocco di mano, non ha dubbi il direttore di gara Nunzio Molino, l'attenzione di Messina e allora c'è il calcio di rigore per la Ionia Calcio Riposto. Sul punto di battuta si presenta il numero 10 Danzuso, parte Danzuso, Marchese intercetta ma non basta ed è 1-1. La Ionia Calcio Riposto si fa sotto con la rete del proprio numero 10 che non fallisce il penalty del pareggio. Inizia a cadere una forte pioggia sulle Terreforti quando la Villafranca Messana continua a spingere pallone dalla sinistra, arriva Bardetta e il gol del 2-1. La Villafranca Messana riesce a tornare al vantaggio con il gol del Pocio e ancora la formazione di mister Foti ad attaccare, calcio di punizione, pallone dentro, qui Coco in due tempi riesce a far sua la sfera, cambio per mister Foti, entra Gugliandolo sul terreno di gioco. Prima era stato il turno di Candela, poi Maddalena, ma ciò che più conta è che finisce la partita, triplice fischio alle Terreforti. La Villafranca Messana grazie alle reti di Sgro e Bardetta liquida la Ionia Calcio Riposto. Un cordiale saluto amici di Wisport e alla prossima.